Buongiorno a tutti carissimi e carissime, siamo al 2 agosto e questa è la 18ª domenica del tempo ordinario. Siamo di fronte oggi nel Vangelo di Matteo ad un racconto che ci parla di un miracolo importante, credo anche uno dei più conosciuti, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Che cos'è un miracolo? Possiamo dire che un miracolo può essere anche chiamato segno, è un segno di conferma della nostra fede. Grazie al miracolo non nasce la nostra fede, ma viene semplicemente confermata, cioè noi continuiamo il nostro cammino di maturazione e di conversione, di fiducia nel Signore Gesù. E questo ce lo conferma. Il miracolo quindi è un segno che avviene nella realtà, che avviene ed è avvenuto davvero, ne avvengono anche oggi di miracoli, avviene nella quotidianità ed ecco, è qualcosa che supera, se vogliamo, la realtà, la comprende. E questo è quello che Gesù ci mostra. E noi seguiamo il Maestro e lo seguiamo in alcuni gesti che lui ci mostra appunto facendo questi segni. Uno dei primi gesti è quello del provare compassione. Infatti il Signore, si dice nel Vangelo, provò compassione per queste persone che erano affamate. E allora compì questo gesto. Erano affamate certo e quindi lui le aiutò nel nutrirle, nel dare loro il cibo necessario per vivere, ma quello che Gesù sa, che sapeva e che compie anche in noi, è quello di sfamare il nostro bisogno di nutrimento spirituale. Infatti questo è un gesto che mostra a noi quanto sia importante la sua presenza, quanto sia importante egli stesso. Infatti il cibo che noi mangiamo, il cibo spirituale, il sangue, quindi la bevanda che noi prendiamo, è proprio il Signore Gesù in persona. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Fate questo in memoria di me, diciamo ogni volta quando celebriamo la Santa Messa. E allora il gesto che lui ha compiuto viene ricordato, se vogliamo, ogni volta nella Santa Messa quando noi spezziamo il pane e consacriamo il vino come sangue di Cristo. E poi possiamo anche dire che il miracolo avviene sempre in una relazione. Infatti Gesù non è mai solo quando compie un gesto di questo tipo. Se noi siamo stati attenti nella lettura del Vangelo, si dice che il Signore pregò, ringraziò il Padre prima di compiere il miracolo. Ti ringrazio Padre perché mi ascolti. E allora qui vediamo questo bellissimo intreccio di volontà, vediamo questo legame forte, questa relazione tra il padre e il figlio, affinché possa avvenire ciò che poi noi abbiamo visto con i nostri occhi e sentito con le nostre orecchie. Ecco, allora vi saluto per questa domenica e ci sentiremo più avanti con la rubrica che abbiamo, diciamo, vissuto in questi tempi, Carezze per lo Spirito. Vi auguro un buon agosto, ecco, cercate di stare bene, anche se fa un po' caldo, e quindi un saluto e a presto, arrivederci.